Ed ecco la situazione meteorologica. L'afflusso di correnti fresche in quota portano condizioni di instabilità a sfondo temporalesco sulle regioni del nord. La Liguria è interessata marginalmente con fenomeni sporadici e temporanei, prima di un deciso miglioramento a partire da giovedì. Nel pomeriggio di oggi attività cumuliformi nelle aree interne con fenomeni temporaleschi a partire dalla Val d'Aveto che andranno ad interessare nelle ore pomeridiane le aree interne di Levante e più marginalmente anche la costa spezzina, precipitazione a carattere di rovescio e non si esclude anche la grandine. Più asciutto su centro-ponente, locali fenomeni su Alpi Liguri e Albenganese, cieli velati o poco nuvolosi sui restanti settori, mentre la nuvolosità andrà aumentando in tarda serata. Venti deboli a regime di brezza, quadranti meridionali fino al tardo pomeriggio, poi rotazione a nord e locali rinforzi da nord-nord-est in serata a Levante. Mare generalmente poco mossi. Temperature massime in leggero aumento, specialmente sui settori costieri, ma non oltre i 22 gradi. Per domani, mercoledì 22 aprile, i previsori della Limete si attendono nuclei precipitativi a sfondo temporalesco in tarda nottata sulla linea di costa del settore centrale, per poi spostarsi verso il mare aperto interessando marginalmente il Levante. Già in mattinata miglioramento delle condizioni meteo e cieli sereni o poco nuvolosi in costa entro il primo pomeriggio, nuvolosità sparsa sui versanti padani, infine velatura in transito serale a ponente. Venti moderati da est-nord-est in mattinata, raffiche forti al largo dell'Imperiese, deboli dai quadranti meridionali tra pomeriggio e sera su centro-levante. Mare poco mosso, localmente mosso in costa, mosso localmente molto mosso al largo, locali rinforzi in mattinata sul settore occidentale. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo.